Manifestare cosa vuoi raggiungere, cosa vuoi avere nella tua vita. Non bisogna per forza pensare in grande subito. Una delle prime cose che puoi iniziare a fare, che per me sta funzionando e ha funzionato da diverso tempo, è quella di immedesimarmi in come mi sento quando quella cosa è raggiunta. Esempio, questa mattina mi è arrivata una mail che io aspettavo da diverso tempo. Ieri allora, prima di andare a dormire, mi sono un attimo messo lì, ho chiuso gli occhi, ho pensato come mi dovevo sentire se quella mail era già arrivata, e mi sentivo bene, mi sentivo aperto, mi sentivo libero. Era una mail molto importante. Questa mattina quella mail è arrivata. Ora, non sono coincidenze, queste sono cose che possiamo manifestare se veramente esploriamo. Quindi cos'è che vuoi manifestare tu?